problemi legati alle occupazioni abusive anche al villaggio dei Fiori a Spinea. Una donna è stata aggredita solo per avere rimproverato delle persone che gettavano rifiuti ingombranti a bordo strada. Picchia violentemente la compagna e tenta di strangolarla con una cintura. Arrestato dai carabinieri di Venezia un 52enne di Canareggio. Le manette dopo ripetute minacce, violenze fisiche e verbali. A una settimana del tragico incidente sulla Triestina è morta un'altra persona, è la suocera 78enne della prima vittima, una mamma di 55 anni. Sono stazionarie le condizioni della dodicenne di Chioggia ricoverata a Padova per la malaria che avrebbe contratto durante un viaggio in Africa con la famiglia. Il centro-sinistra fila alle armi in vista delle elezioni comunali di maggio. Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra confermano l'appoggio ad Andrea Martella, candidato sindaco di Venezia. Al via a Padova le riprese del film su Giulia Cecchettin, si intitola Se domani non torno, uscirà nelle sale a novembre a 3 anni dall'omicidio della 22enne studentessa di Vigonovo. La madrina del carnevale, Martina Diocco Bullo, è stata ricevuta questa mattina a Cafarsetti. Nessun commento esplicito ai commenti sui social, ma un sorriso come risposta. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Dopo il rogo nel condominio di Chirignago, problemi legati alle occupazioni abusive anche al villaggio dei Fiori a Spinea. Una donna è stata aggredita solo per avere rimproverato delle persone che gettavano dei rifiuti ingombranti a bordo strada. Noi alla sera non usciamo, è quello il discorso. Se dovessimo farci le passeggiate una cosa all'altra, come potrebbe anche essere, sicuramente non mi sentirei tanto sicuro nel farlo, insomma, ecco. Non è un ambiente tanto bello purtroppo. D'altronde ci sono persone anche sfollate, così chissà, che hanno anche dei problemi. Ci sono le case, quelle del comune di Venezia e quindi così. È una situazione di degrado che va risolta. C'è preoccupazione a Spinea all'indomani dell'aggressione a danno di una donna colpevole di aver rimproverato degli inquilini del condominio Venezia di Villaggio dei Fiori perché scaricavano rifiuti ingombranti a bordo strada. A distanza di giorni il materiale che è stato scaricato si trova ancora qui dietro questi cassonetti lungo Viale Sanremo, poco distante dalla pizzeria, ed è stato proprio questo l'origine dell'aggressione. Come vedete si tratta di materiale particolarmente ingombrante. Questo probabilmente è un armadio distrutto con le cassettiere, addirittura c'è anche un divano. Dopo averli ripresi, la vittima, dipendente della pizzeria poco distante, il giorno seguente è stata raggiunta da un uomo e una donna che l'hanno prima insultata. Poi la donna le ha sputato in faccia mentre l'uomo ha iniziato a darle pugni in testa, aizzando anche il mastino che aveva portato con sé e che le si è scagliato contro, ferendola al braccio. La paura ora è tanta anche da parte del titolare del locale, che teme ritorsioni oltre che ulteriori aggressioni. Ecco perché probabilmente la vittima non ha ancora sporto denuncia, aspetto che, evidenzia l'amministrazione, sarebbe invece fondamentale. Nel momento in cui avremo la denuncia avremo anche identificato le persone e poi procederemo con l'iter amministrativo sanzionatorio nei confronti di chi ha realmente abbandonato questi rifiuti. Quindi invito la signora a fare la denuncia, questa è la cosa più importante e fondamentale. Questa zona è una zona dove ci sono persone oneste che lavorano ed è attenzionata dalle forze dell'ordine. Noi siamo in contatto stretto con i carabinieri di Spinea ogni giorno e su questa zona posso assicurare che c'è la massima attenzione, quindi la signora che si senta tranquilla di farlo. Resta però da affrontare la questione delle occupazioni abusive che preoccupano molto condomini e residenti della zona. Siamo dalla loro parte. E ricordo, sono 154 alloggi, ad oggi risultano occupati circa una decina abusivamente e sono alloggi del Comune di Venezia. E noi lo segnaliamo al Comune di Venezia e il Comune di Venezia deve occupare questi immobili, deve assegnarli regolarmente. Se ci sono persone che hanno bisogno e sono in graduatoria vanno assegnati, non è più possibile avere questi alloggi che rimangono liberi e le persone che sono anche in difficoltà vanno ad occuparli. Questo non è l'iter corretto. Ed ancora a cronaca, picchia violentemente la compagna e tenta di strangolarla con una cintura, arrestato dai carabinieri di Venezia un 52enne di Canareggio.
Calci, pugni, schiaffi alla compagna e il tentativo di strangolarla con una cintura. Arrestato a Canareggio un 52enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'arresto arriva dopo ripetute vessazioni e minacce e violenze fisiche e verbali dell'uomo nei confronti della donna. Il 52enne avrebbe infatti assunto nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi e minacciosi, picchiandola in più occasioni. L'episodio che ha portato l'uomo dietro le sbarre risale solo a pochi giorni fa, quando dopo una serata in centro storico i due avrebbero cominciato a litigare per futili motivi. Tornati a casa, il 52enne avrebbe colpito la donna con calci sul corpo, schiaffi al volto e spinte fino a farla cadere a terra, e una volta sul pavimento la donna è stata ancora percossa con calci che le impedivano di rimettersi in piedi. L'uomo avrebbe anche stretto intorno al collo una cintura nel tentativo di soffocarla, per poi desistere e continuare a prenderla a calci. Occasioni in cui sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 e le forze dell'ordine, che hanno provveduto a fermare l'uomo, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. E ad una settimana dal tragico incidente sulla Triestina, a Canoghera è morta un'altra persona, la suocera 78enne della prima vittima, una mamma di 55 anni. Dopo l'Indita a Iazzi, la 55enne morta sul colpo nello schianto avvenuto lo scorso 14 febbraio lungo la Triestina a Tessera, all'altezza di Canoghera, è morta a distanza di una settimana anche la suocera che era in auto con lei, Marisa Gabrieli, 78enne di Lughetto di Campagnalupia. Restano ancora ricoverati il figlio della donna e la nipote di 12 anni, il primo all'Angelo, la seconda nel reparto di terapia intensiva pediatrica di Padova. Entrambi in gravi condizioni, non sarebbero però in pericolo di vita. I funerali della 55enne saranno celebrati sabato 28 febbraio nella chiesa parrocchiale di Calcroci, mentre per la suocera non è ancora stata fissata la data. Le indagini della Polizia Locale di Venezia sulle cause dello scontro sono ancora in corso. Da chiarire infatti se all'origine della sbandata del SUV vi siano stati la velocità, l'asfalto bagnato perché quel giorno pioveva, una distrazione oppure un malore. Chiuso un barbiere e 55 persone identificate, il bilancio dell'operazione interforze del commissariato di polizia di Jesolo, dei carabinieri e degli agenti di polizia locale di San Donà di Piave, che ha messo a disposizione anche l'unità cinofila nel controllo e ispezione di diversi bar e negozi di alimentari etnici. Ha partecipato anche il personale dei servizi SIAN e Spisal dell'ULSS 4. Le verifiche hanno riscontrato numerose violazioni in materia di conservazione degli alimenti. Una barberia di Jesolo in via Vizzotto è stata chiusa per 7 giorni per mancanza di autorizzazioni. Il luogo era già nel mirino delle forze dell'ordine perché frequentato da numerose persone gravate di precedenti. E sono stazionarie le condizioni della bimba di 12 anni di Chioggia ricoverata a Padova per malaria. Avrebbe contratto la malattia durante un viaggio in Africa con la famiglia. Sono stabili le condizioni della dodicenne ricoverata all'ospedale di Padova dopo aver contratto la malaria durante il viaggio in Africa con la famiglia. La ragazzina da giorni lamentava febbre molto alta e persistente. A seguito dell'accesso nel pronto soccorso della navicella di Chioggia, città dove risiede con i genitori, è stata visitata da un team della pediatria infettivologica dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, dove attualmente è ricoverata. Tempestiva la diagnosi che ha portato velocemente alla somministrazione della terapia, alla quale la dodicenne sta reagendo bene, anche se al momento resta stazionaria. L'azienda sanitaria fa sapere che la malattia non è contagiosa e pertanto nessuna profilassi sui contatti stretti è stata avviata. Era tenuto legato ad una catena, recintato in mezzo alla sporcizia e agli escrementi. È stato messo in salvo il cane detenuto a Robegano da mesi in condizioni estreme, sequestrato dai carabinieri e dai vigili del fuoco intervenuti dopo il peggioramento delle condizioni dell'animale, che era lasciato anche senza cibo. Una situazione nota da tempo e denunciata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Il cagnolino è stato affidato ad un custode giudiziario presso il rifugio EMPA di
Mestre per garantirne il benessere e le cure necessarie. Ed ora la politica. Mestre, in occasione della nascita ufficiale del gruppo consigliare di Alleanza Verdi Sinistra, già verde progressista, al punto con il leader del partito Nicola Fratoianni sulla campagna elettorale per le amministrative di Venezia. Qui siamo in campo per vincere le elezioni, per governare Venezia, per chiudere una brutta pagina, quella di Brugnaro, e per dare alla città, ai suoi abitanti, alle sue abitanti un'altra prospettiva. A Mestre il deputato e co-portavoce di Alleanza Verdi Sinistra traccia la linea che il partito prenderà per le amministrative di maggio a Venezia. Un partito che da verde progressista cambia ufficialmente denominazione allineandosi a quello nazionale di AVS. Cambia la forma dunque, ma non la sostanza. Una proposta credibile che cresce perché insieme è in grado di immaginare il cambiamento necessario, ma anche di garantire qualità di governo dove governa e anche qualità nel lavoro di opposizione. Abbiamo allargato la nostra presenza, siamo in tutti i quartieri, nelle municipalità, e questo ci fa pensare che possiamo crescere ancora nelle prossime elezioni e contribuire così al cambio di governo della città. Vogliamo lavorare di più sul tema del lavoro, della sicurezza, della qualità sociale, della tutela dell'ambiente, delle bonifiche, della rigenerazione urbana. Per questo chiediamo l'aiuto di tutti coloro che condividono questa idea diversa di città che noi cerchiamo di affermare. Da Alleanza Verdi Sinistra nessuna paura che il campo largo sia troppo grande. Non abbiamo problemi a confrontarci perché abbiamo idee solide, sappiamo che cosa vogliamo e soprattutto di che cosa c'è bisogno per rispondere ai problemi delle persone. Torna nel dibattito del partito anche il referendum sulla giustizia previsto per il 22 e il 23 marzo. Noi siamo per il no, naturalmente il no sta crescendo, vincerà e dalle parti di Palazzo Chigi c'è molto nervosismo. Ogni giorno c'è un nuovo video di Meloni che attacca la magistratura, ogni giorno l'obiettivo è quello di delegittimare chi fa il suo lavoro. I giudici, a differenza di quello che pensa e dice Meloni, non devono remare nella stessa direzione del governo, neanche contro. I giudici devono remare nella loro direzione, che è quella di chi fa applicare leggi. Ed anche il Movimento 5 Stelle ha confermato il sostegno ad Andrea Martella. Abbiamo visto in questi 10 anni la visione che ha avuto questa amministrazione. È praticamente la mucca da mungere, il brand che deve portare qui persone, devono portare qui i soldi, skate. È una nuova amministrazione più vicina ai cittadini del Comune di Venezia, ai loro bisogni e ai loro problemi, quella che propone il Movimento 5 Stelle, sostenitore convinto della candidatura a sindaco di Andrea Martella alle prossime elezioni. È importante un cambiamento per la città, soprattutto per poter affermare due principi chiave che sono quelli della legalità e quelli della trasparenza. Credo che ci sia veramente bisogno di una svolta, considerate anche gli scandali che hanno segnato l'amministrazione Brugnaro negli ultimi anni. La legalità è il primo punto imprescindibile dell'accordo, un accordo che si basa su un programma condiviso e preparato da tempo, a partire da quel progetto di statuto speciale per Venezia, una se non la proposta cardine del programma. È stato già depositato al Senato ancora ad agosto, carta canta in questo caso qua. Quando Zaia ha annunciato che anche lui voleva fare il percorso dello statuto speciale, era già depositato. C'è poi la lotta al degrado e alla criminalità grande e piccola di città come Mestre e Marghera, sempre più ostaggio di una desertificazione economica e sociale che le ha anche rese emblema in Italia dello spaccio di droga. Controlli, telecamere, rimettere fare in modo che le persone ritornino, negozi, tutto quello che possiamo fare in modo che ci sia sempre più vita e in qualche modo si ritorni ad avere qualcosa di positivo come in passato. Così non può continuare. Qui, secondo i 5 Stelle, la destra ha mostrato una doppia faccia, una propaganda continua per la sicurezza, smentita poi alla prova dei fatti anche a livello nazionale, come nel caso della procedibilità d'ufficio, cioè automatica nei confronti dei piccoli criminali. Noi l'abbiamo posto in Parlamento almeno una mezza dozzina di volte e altrettanto con emendamenti ad ogni provvedimento utile.
e ciascuno di questi emendamenti è stato bocciato dalle stesse forze politiche qui in Laguna, si dichiarano invece convinti assertori della necessità di considerare il reato perseguibile d'ufficio. Allora delle due una, o stanno prendendo in giro i cittadini, oppure qui in Veneto non sanno che cosa stanno facendo i loro colleghi a Roma. 4 anni di dolore e di resistenza è il titolo della manifestazione della comunità ucraina a Venezia che si è tenuta sul piazzale di Santa Lucia nel 4° anniversario dell'invasione russa e dello scoppio della guerra. Tra i presenti il segretario dei Radicali di Venezia, Samuele Vianello. Siamo stati e saremo sempre al loro fianco, ha detto, per tutelare i loro diritti anche a Venezia. Dalle 19 di domani inoltre le facciate di Ca' Farsetti, Ca' Loredan, Ca' Collalto e la Torre Civica di Mestre si illumineranno di giallo e blu, colori della bandiera ucraina, in segno di solidarietà. Al via a Padova le riprese del film su Giulia Cecchettin, si intitola Se domani non torno, uscirà nelle sale a novembre, a 3 anni dall'omicidio della 22enne studentessa di Vigonovo. Le strade di Padova, i luoghi frequentati da Giulia, che studiava ingegneria biomedica all'università, ma anche Campo d'Arsego. Sono cominciate le riprese del film su Giulia Cecchettin, la regia di Paola Randi, che ha scritto anche la sceneggiatura con Lisa Nur Sultan. La pellicola si intitola Se domani non torno, come i versi della poesia di Cristina Torres Cáceres, diventata simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Il film è liberamente ispirato al libro Cara Giulia, scritto dal padre Gino con Marco Franzoso, e verrà girato interamente in Veneto fino ad inizio aprile. La pellicola, prodotta da Notorious Pictures, uscirà nelle sale italiane il 5 novembre 2026, a 3 anni dal femminicidio commesso da Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia, condannato all'ergastolo. Nel cast Filippo Timi interpreta Gino Cecchettin, Sabrina Martina interpreta Giulia, Tecla Bossi interpreta Elena, sorella di Giulia, e Tommaso Aglione Davide, il fratello. Se domani non torno, spiega la produzione, non è la narrazione di un fatto di cronaca, è un film che nasce dall'urgenza di raccontare una storia che non aggiunga clamore a ciò che già conosciamo, ma che scavi più a fondo. Dunque il film, che ha il supporto di Gino Cecchettin e della sua famiglia, porta al cinema quello che intende fare la Fondazione Giulia Cecchettin, ovvero parlare in modo ampio e trasversale ai ragazzi e sensibilizzarli sul tema della violenza di genere. La madrina del carnevale, Martine Diop Bullo, è stata ricevuta questa mattina a Ca' Farsetti. Nessun commento esplicito alle offese ricevute sui social. Sono felicissima e sono onorata di rappresentare Venezia. Non vedo l'ora di vivere quest'anno pieno di emozioni ed esperienze nuove e ringrazio di essere qui. Col sorriso che la contraddistingue, la nuova Maria del Carnevale dimostra di essersi già lasciata alle spalle i commenti e gli insulti razzisti sui social, apparsi all'indomani della sua elezione, perché non rappresenterebbe Venezia. Commenti sgradevoli che sono stati meno potenti della solarità e determinazione di Martine, ricevuta a Ca' Farsetti insieme alla madrina del concorso Maria Grazia Bortolato. Una bellissima persona, una persona capace di entusiasmarci, di raccontare anche cosa sta facendo con gli studi e i suoi programmi. È davvero un'espressione meravigliosa del Carnevale di Venezia, delle Marie del Carnevale, che ogni anno ci raccontano delle storie di splendide ragazze impegnate su molti fronti, anche nel sociale, che si mettono in gioco in questa esperienza che rappresenta una tradizione del Carnevale di Venezia. Bocca al lupo, Martino. Un momento davvero importante per noi, per congratularci di questa elezione. Martine è davvero una ragazza bella, colta, intelligente, con un portamento straordinario e durante il suo percorso è stata anche molto collaborativa con le altre ragazze. Quindi uno spirito davvero accogliente e le auguriamo il meglio per tutti i suoi traguardi e i suoi successi. Martine Diop Bullo, mestrina, 18enne, studentessa di Ca' Foscari al primo anno, ha già saputo dimostrare la sua forza e la sua maturità nel far fronte a commenti che, come dice proprio lei, su altre persone potrebbero avere effetti ben peggiori. La sanità, ora al centro di medicina di Mestre è stato presentato un macchinario con la tecnologia laser più avanzata al mondo per la cura della cataratta e dei difetti visivi.
Si chiama Catalyst Precision Laser ed è la tecnologia laser più avanzata al mondo per la cura della cataratta e dei difetti visivi. A differenza della chirurgia manuale, questo laser a femtosecondi, arrivato al centro di medicina Mestre, esegue incisioni micrometriche programmate, integrandole con sistemi di diagnostica in grado di mappare le strutture oculari in tempo reale con precisione millimetrica. È un'apparecchiatura, diciamo, sofisticata che serve per migliorare la chirurgia refrattiva. Questo laser ci permette di alzare la qualità, diciamo così, all'interno della nostra struttura, sia perché facilita l'esecuzione degli interventi ai medici. La cataratta colpisce circa il 10% della popolazione tra i 50 e i 60 anni, ma la percentuale arriva al 60% in coloro che hanno più di 70 anni e supera il 90% sopra gli 80 anni. Una precisione che nessuna mano umana può avere e soprattutto una riproducibilità sempre uguale, e questo si traduce poi anche in una minore infiammazione nella fase post-operatoria del paziente, perché questo laser prepara il cristallino alla fase successiva di aspirazione e quindi di impianto poi del cristallino nuovo all'interno dell'occhio, quindi minore infiammazione, minore energia usata, un recupero più rapido per il paziente. Secondo i dati della Società Oftalmologica Italiana, con circa 650.000 procedure l'anno, l'intervento di cataratta è l'operazione chirurgica più eseguita in Italia. È una filosofia un po' diversa di approccio alla cataratta, dove la cataratta non è più vista solamente come una patologia, ma come l'opportunità per migliorare la propria qualità di vita, e questa piattaforma riesce a dare nella gran parte dei casi una indipendenza dall'occhiale. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento con il nostro meteo e le previsioni del tempo. Arrivederci.